Siamo alla terza edizione di Cambio Gioco, è un evento organizzato dal Dipartimento Dipendenze dell'USEA Euganea, aperto a tutta la cittadinanza. Il tema di quest'anno è la connessione, la rete come patrimonio di salute. 15 relatori di fama nazionale, internazionale, che hanno portato eventi in 3 momenti della giornata per fasce diverse della popolazione. Al mattino abbiamo incontrato gli studenti delle scuole, il pomeriggio genitori, comunità educante e i cittadini, la popolazione generale alla sera, per portare messaggi di salute e di benessere a tutti i nostri cittadini. Siamo arrivati alla terza edizione di questo progetto Cambio Gioco, di una settimana molto intensa che riverbera quelle fatte 2 anni fa e 1 anno fa. Il messaggio core che quest'anno viene veicolato attraverso Cambio Gioco è soprattutto il lavoro di rete. Significa che l'azienda ULSS si deve appunto allineare e collaborare in maniera molto importante con le altre istituzioni, con la scuola, con i comuni, ma anche con le forze dell'ordine, proprio per cercare di fare massa critica per combattere questo fenomeno. Cambio Gioco è una manifestazione molto importante perché coinvolge molti giovani, le scuole, perché si lavora nella prevenzione. Sappiamo quanto sia importante oggi lavorare in prevenzione, soprattutto quando parliamo di dipendenze in generale, trasversali, ma quando parliamo di dipendenze del gioco d'azzardo. Sappiamo quanto coinvolga sempre di più i più giovani, le tecnologie, il digitale, insomma, rende tutto molto più accessibile, molto più semplice, senza nessun controllo e a volte senza nessun blocco, ma questo ci impone di comunicare, di informare i rischi, ma soprattutto il fatto che diventa una patologia sanitaria, ma diventa anche una patologia sociale che ha forti impatti sulla vita sociale, ma anche sulla vita del contesto familiare. La settimana della prevenzione è l'occasione per il Dipartimento delle Dipendenze incontri la popolazione, in particolare la popolazione giovanile, le famiglie, per dialogare intorno a temi quali la prevenzione, il gioco d'azzardo, che creano spesso criticità e fatica nelle relazioni tra adolescenti adulti e adolescenti e genitori. Siamo arrivati alla fine di questa fantastica settimana che ogni anno raggiunge sempre più risultati, sempre più contatti e sempre più gente interessata, a dimostrazione che la cura e la prevenzione, la riabilitazione è un bene di tutti e in questo senso fa parte della cultura generale del nostro territorio. Sono convinto che iniziative come Cambio Gioco siano fondamentali, soprattutto per il coinvolgimento dei ragazzi che molto spesso sono di fronte a lezioni frontali in cui non si sentono direttamente parte integrante di ciò che viene prodotto. Invece questi sono ragazzi abituati al web, quindi sono ragazzi abituati a interagire, a usare gli strumenti. Ecco, io credo che questa iniziativa sia fondamentale perché coinvolge direttamente i ragazzi, fa produrre loro pensiero, non soltanto subire pensiero. Dare strumenti significa dare una direzione a questi ragazzi, quindi meravigliosa iniziativa. Credo che questo festival stia diventando sempre di più un punto di riferimento per tutti gli operatori nel nostro paese. Ne sento parlare sempre più spesso, sono entusiasta di venire a parlare e a raccontare i nostri dati, i nostri studi, perché credo che in pochi anni diventerà proprio un appuntamento per la maggior parte di noi rispetto a tutti questi fenomeni legati appunto al gioco, alle nuove generazioni, allo sviluppo di tutte quelle dipendenze comportamentali e non solo, che la generazione Z e la generazione Alfa, a questo punto iniziamo a guardare le generazioni future, mettono in atto. Serate come queste sono belle sia per i ragazzi, sia per i genitori, ma anche per noi esperti, perché si crea una comunità, un senso del noi, in cui cerchiamo veramente di trovare degli strumenti concreti per prenderci cura dei nostri ragazzi. È importante dirlo forte e chiaro, i nostri ragazzi, i nostri bambini hanno bisogno di stare nel nostro sguardo, serate come queste ci aiutano a farlo, quindi grazie. Cambio Gioco è un festival costruito bene, che mette insieme, connette insieme realtà diverse e permette alla gente di vedere con sguardo ampio la cultura a 360 gradi.
È importantissimo cominciare a coinvolgere la comunità allargata rispetto a questo tipo di problematiche, quindi queste iniziative servono proprio a sensibilizzare persone che pensano che ad esempio il problema dell'azzardo non le riguardi. Invece il problema dell'azzardo riguarda chiunque ha delle relazioni di prossimità e non lo sa se può avere relazioni di prossimità anche con qualche giocatore, il proprio amministratore di condominio, il proprio fornitore dell'acqua piuttosto che il proprio medico di base. Chi può dire che non abbia un disturbo da gioco d'azzardo, e se lo avesse anche noi avremmo delle difficoltà e patiremmo delle situazioni impreviste. Queste iniziative sono importantissime perché la socialità fa bene, perché condividere tra l'altro poi informazioni sul benessere, sugli stili di vita, sulla prevenzione sono un'arma potentissima per fare in modo di crescere più forti come comunità, ma anche più sani come singoli. Grazie. Una delle cose che abbiamo imparato riguardo al mondo intorno a noi, riguardo anche a noi stessi, è che siamo incredibilmente complessi e complicati e difficili da capire con uno sguardo solo. Un trucco che abbiamo sviluppato nell'arco di migliaia di anni di civiltà è trovare modi per confrontarci, perché questo ci dà la possibilità di vederci da punti diversi e quindi capire cosa siamo in modo più completo. Immagina un prisma in cui la luce entra da un lato e si divide in 1000 colori diversi. Se tu vedi solo uno è facile pensare che è tutto solo blu o tutto solo rosso. In realtà non è nessuno di solo un colore. E quindi incontri come questo sono incredibilmente importanti perché fanno da prisma per i pensieri e il nostro mondo intorno e ci aiutano ad avere una comprensione migliore di chi siamo e cosa ci facciamo qui. Queste iniziative sono sempre interessanti, stimolanti. Quanto più ci troviamo a discutere, a sentire delle altre opinioni, ad essere tutti insieme in una stanza e non collegati con l'altra parte del mondo, quanto più litighiamo nel senso di polemos, facciamo crescere punti di vista, li confrontiamo, troviamo una sintesi in questo mondo che è fatto di bianco, di nero, di qui, di là, di schieramenti, trovare una sintesi, ascoltare le ragioni dell'altro, il punto di vista dell'altro, tanto più questo è importante, ci fa anche crescere come esseri umani. Sono felicissimo perché questa è una delle prime e più incredibili esperienze del connettoma sociale applicato. Questi eventi servono per far rete, per parlare, trovare una definizione di comunicazione comune che sappia prendere in cura tutti i nostri utenti e pazienti. Grazie. Sono molto importanti questi eventi perché ci permettono di creare in poco tempo consapevolezza educativa, consapevolezza digitale, ma soprattutto ci permettono di dare delle piccole pillole che possono essere importanti sia per i ragazzi, sia per i genitori, ma anche per le persone più adulte e anche gli anziani. Quindi è molto importante continuare a creare e innescare sempre questa piccola scintilla che possa aprire verso il benessere psicologico, che è fondamentale in questo momento complicato della nostra vita. In un'epoca caratterizzata da velocità, fragilità e solitudine è più che mai importante riscoprire il valore dello stare insieme e discutere. Dialogare può essere oggi veramente un antidoto per uscire da queste condizioni, dicevo prima, di fragilità e solitudine che ci stanno opprimendo. E la solitudine e la fragilità oggi è forse una forma di dipendenza da cui bisogna liberarsi. Il tema delle dipendenze è un tema cruciale di una società in cui le persone sono infelici e sono infelici perché la società è ingiusta e le disuguaglianze aumentano e il senso di inadeguatezza aumenta. È bene parlarne, è molto importante ragionarne affrontando il tema da varie sfaccettature, è molto importante pensare al tipo di società in cui tutto questo accade per farne un pezzo di prospettiva di cambiamento della società, della vita collettiva, della politica. È un grande piacere partecipare a questa iniziativa perché è un'iniziativa di riflessione, di pensiero, nella quale non ci sono tesi ma ogni anno si mettono a confronto osservatori e modi di pensare che si arricchiscono di continuo. Una manifestazione che pone al centro dell'attenzione di tutti non soltanto le questioni della salute, a partire dalla questione fondamentale della dipendenza dal gioco. Si è dipendenti dalla procedura del gioco, dall'idea di performare, e questo pone in serio pericolo non soltanto la nostra salute psichica,
ma anche quella fisica. Quindi sono felice di essere qui, di discutere di questo e di fare anche cultura della cura, cultura della conoscenza di questi problemi, non affrontare soltanto dal punto di vista, diciamo così, di una conoscenza astratta o un po' meccanica.